Avevo ragione io, lo dicono due tribunali, quello nazionale e anche quello europeo. Dopo 10 anni hanno sancito che Zaia non rubava i soldi dei cittadini italiani, dei pensionati per pagare le multe delle quote latte, ma i tribunali dicono quello che abbiamo sostenuto noi. Io ho fatto l'unica legge concordata con l'Europa, innanzitutto per far pagare le multe a chi le doveva pagare a interessi legali. Questo non è mai accaduto in Italia, è la mia legge, la famosa legge Zaia. E dall'altro ho fatto fare una commissione di indagine dai carabinieri, non dai miei amici o dai vicini di casa, per dire studiatemi il mondo quote latte e ditemi se i numeri sono giusti o no. I tribunali dicono che hanno ragione i carabinieri nel dire che i numeri sono tutti sbagliati. Ciò vuol dire che noi abbiamo pagato una multa per un eccesso di velocità che c'era, ma l'autovelox che ci ha fatto la foto era atterrato male. Questa è la tragedia. Ciò vuol dire che l'Italia ha pagato 2 miliardi di multe per le quote latte per una macchinetta che faceva le foto e ci sono accorti che era atterrata male rispetto al limite di velocità. Questo è quello che è accaduto nelle quote latte, per fare un paragone con le strade.